È entrato un ragazzo di colore in farmacia e chiedendo aiuto perché era stato accoltellato alla schiena. E poi sangue, urla e paura. Sembra la scena di un film horror, invece sono i titoli di coda dell'ennesimo accoltellamento a Mestre, il terzo nel giro di pochi giorni. Ieri, da poco passate le 18, quando un giovane straniero è entrato sanguinante in una farmacia di Via Piave con una profonda ferita alla schiena tra le due scapole. Chiamata l'ambulanza, l'uomo è stato fatto sedere al di fuori della farmacia, accompagnato da alcuni suoi connazionali e dallo sguardo terrorizzato di clienti e passanti. A È pronto entrato in farmacia per intervento. chiedere aiuto, quindi. Per chiedere aiuto dopo essere stato accoltellato. Non sappiamo esattamente dove. E un indizio ci porta verso i giardini di Via Piave. Infatti, poco prima delle 17:30 sarebbe cominciata una rissa tra due gruppi di spacciatori nigeriani a colpi di bottiglie e lame. Un regolamento di conti o una rivendicazione della zona di spaccio? Quel che è certo è che residenti e commercianti vivono tutti i giorni nel terrore e nella paura, con l'unico desiderio di tornare a respirare sicurezza, ma soprattutto normalità. Cosa chiediamo? Quello che chiedono un po' tutti è di avere più sicurezza, più controlli, avere insomma, una situazione dove si possa fare il nostro lavoro, la nostra vita senza essere interrotti da questi episodi sicuramente poco piacevoli.